Sopralluogo stamane del governatore Zaia nelle zone colpite dall'eccezionale ondata di maltempo, 1 miliardo di danni, il punto in corso a Belluno, il nostro collegamento in diretta. È il bellunese l'area più colpita dal maltempo, frane, smottamenti, strade chiuse, sono ancora 11 le frazioni montane tuttora isolate, si sfrutta il sole di oggi per mettere in sicurezza le zone a rischio. E nell'area montana e pedemontana è ancora emergenza blackout, nel bellunese sono ancora 60.000 utenze senza l'energia elettrica, 40.000 sono state riallacciate. Dopo le precipitazioni dei giorni scorsi, oggi è tornato il sole sul Veneto, ma domani l'ARPAD prevede un nuovo peggioramento che potrebbe far scattare ancora l'allarme. Il livello del Piave scende, ma l'emergenza non è terminata. Il bollettino della Protezione Civile non permette di abbassare la guardia. Livenza e Meduna ancora in crescita. Acqua alta in Basilica di San Marco, danneggiati mosaici e pavimenti, il procuratore Tesserin, in poche ore la basilica è invecchiata di 20 anni, alla mostra da Kandinsky a Bottero, danneggiati 2 arazzi. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali ampiamente dedicata all'ondata di maltempo che ha flagellato il Veneto. Questa mattina il governatore Zaia ha fatto un sopralluogo con l'elicottero su tutte le aree che sono state colpite appunto dal maltempo ed è in corso il punto della situazione a Belluno. Ci colleghiamo quindi in diretta. Studiano i modelli, però è anche altrettanto vero che hanno tenuto troppo lungo. Presidente, qual è la situazione? Lei questa mattina ha fatto un giro. Siamo in diretta, ci hanno agganciato adesso. La situazione oggi è una situazione assolutamente impegnativa, soprattutto dal sopralluogo che abbiamo fatto, visto considerato che noi abbiamo l'Agordino che è letteralmente in ginocchio. Ci sono delle località isolate, località che hanno ovviamente problemi non indifferenti, manca l'energia elettrica, mancano ogni forma di segnale telefonico, manca ovviamente l'acquedotto perché è stato spazzato via e quindi hanno bisogno di aiuto, adesso ci andrà l'esercito. Danni, quantificazione? Quantificarli è difficile in questo momento, dobbiamo raccogliere i dati, però la raccolta dei dati deve essere puntuale, però penso che siamo ai livelli dell'alluvione del 2010. Lei ha fatto un appello per la montagna veneta. L'appello è che la montagna veneta sia assolutamente non dimenticata, non è sotto i riflettori, è difficilmente raggiungibile, soprattutto se è isolata, però è fondamentale che si parli di questa devastazione che c'è stata, che pari a un terremoto. Andate a visitare delle località e vedrete. Ecco, state preparando, Presidente, un dossier da mandare alla Presidenza del Consiglio, cosa chiedete al Governo? Noi chiediamo al Governo sostanzialmente aiuto, presenteremo questo dossier e spero che partano subito quelle misure canoniche delle grandi catastrofi, che sono quelle del procrastinare il pagamento delle tasse o gli adempimenti fiscali, e che sono quelli di aiutare da subito i nostri cittadini. Un appello lo faccio alle banche affinché blocchino il pagamento delle rate del mutuo per gli alluvionati, coloro che hanno avuto questa catastrofe, e magari mettano in piedi dei pacchetti di aiuti che siano veramente pacchetti agevolati, che siano sotto il profilo finanziario dei veri e propri aiuti. Domani riprendono le piogge, Presidente, soprattutto nel bellunese. Riprendono le piogge, fortunatamente abbiamo delle previsioni che sono abbastanza rassicuranti, perché si parla di 70 mm, ricordo che noi abbiamo avuto precipitazioni lunedì sera da 700 mm, vuol dire 70 cm di altezza d'acqua, sono tanti, 70 mm in questa fase li dovremmo riuscire a sopportare, però resta il problema che il terreno ormai è pieno d'acqua e quindi non riesce ad assorbire. Ecco, dobbiamo essere ancora preoccupati per il Piave. Il Piave è sempre una preoccupazione. Il mio assessore Bottacin ha gestito bene questa crisi, le opere hanno tenuto, le opere dell'alluvione, però è pur vero che il Piave è sempre lì. Il Piave ha avuto una piena storica nel 66, faremo in modo che la prossima piena storica sia molto in là nel tempo e che non faccia danni. A proposito di piena, lei ha fatto un cameo su Ponte della Priola, ce lo vuole dire in diretta ai telespettatori? Ma guardate, il Ponte della Priola è un ponte alternativo che abbiamo dovuto chiudere perché le 2 rampe di accesso al ponte alternativo sono state spazzate via dall'acqua, ma era previsto, era una prescrizione tecnica affinché non si creasse una diga, quindi le rampe sono state fatte
fatti in quella maniera perché se c'era la grande piena, purtroppo c'è stata, fossero spazzate via. Adesso si rifaranno le rampe, le fa l'ANAS e si riaprirà il ponte. Ci vorrà qualche giorno in più, ma si fa. L'importante è che nessuno abbia perso la vita in quello scenario. L'ultimo appello è per i veneti perché non lasciano la loro montagna, quindi la prossima estate esserci e cercare di incentivare l'imprenditoria di montagna gravemente colpita. Sì, e dico adesso si sgombreranno le strade, si faranno le pulizie, un appello a tutti, so che i veneti rispondono a questi appelli. Anche questa è una forma di volontariato, andare in montagna, andare nell'Agordino, andare nel Comelico, andare nelle zone oggetto di questa catastrofe e spendere, visitare, andare al ristorante, andare a fare una visita magari fine settimana, chi vuole farsi la settimana bianca andrà a far lì, chi vuole andare a sciare un giorno ci andrà lì, ma insomma fare in modo di essere presente. Ecco, poi lei ha detto a quelli che invece sono stati colpiti non fate i veneti, prima fotografate. Assolutamente sì, perché i veneti sono eccezionali, puliscono velocemente, ripuliscono le strade, i cantieri dalle masserizie, dalle frane e poi finisce che i dossier non si riescono ad alimentare con le foto perché mancano foto autentiche e forti. Quindi un invito a tutti a fare foto e farsele avere in regione o fatele avere i vostri sindaci e dopo ce le faranno avere. Ecco Presidente, le persone isolate in questo momento che tempistiche date? Ma guardi, io spero velocissime anche perché nelle prossime 12-24 ore deve essere tutto ricollegato. Considerate che abbiamo 7 persone, l'assessore Bottacin sta seguendo, 7 persone che non riusciamo a intercettare perché non c'è segnale telefonico, non c'è nulla e fra l'altro anche con dei bambini. Bisogna assolutamente i collegamenti ripristinarli e per questo motivo è stato inviato l'esercito anche questa mattina. La zona più colpita è Rocca Pietore, isolata. Ma non solo Rocca Pietore, abbiamo tutto l'Agordino che comunque ha avuto danni, c'è avuto Alle, che c'è avuto Taibon, insomma c'è un sacco di realtà, Feltre che non è nell'Agordino, ma Feltre che ha avuto assolutamente case scoperchiate, danni, alberi abbattuti e molto altro ancora, il Comelico, i 2 ospedali in difficoltà perché ieri mancava il gasolio per alimentare il gruppo generatore dell'ospedale di Agordo e c'era la difficoltà ad arrivare ad Agordo, insomma la situazione non è rosea. E voi avete messo a disposizione gli elicotteri? Gli elicotteri tutti a disposizione anche perché in questa fase gli elicotteri sono gli unici mezzi che ci garantiscono di andare sul posto. Grazie, con questo io restituirei la linea intanto allo studio per poi riprenderla magari con l'assessore Bottacin. Sì, grazie Lucio, contiamo quindi di tornare nuovamente a collegarci in diretta con Belluno per appunto fare un ulteriore focus su quella che è la situazione nella nostra regione flagellata dal maltempo. L'avete sentito dalle parole del governatore Zaia, l'area più flagellata è appunto quella del bellunese, quella nella quale tuttora si stanno continuando a manifestare grosse criticità. Lo riferisce anche il responsabile per il territorio della protezione civile. Ecco, dalla regia mi dicono abbiamo nuovamente la diretta con Belluno, con il nostro inviato Lucio Zanato e l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin. A voi la linea, Lucio. Forse noi in pianura non riusciamo a capire cosa è effettivamente successo qui in montagna. Lei diceva io ieri ho cercato di raggiungere Rocca Pietore e non c'è stato verso, gli elicotteri non salivano, questa mattina finalmente ci siamo arrivati, ma ci siamo arrivati in elicottero. Veramente il nostro Veneto, la parte alta del nostro Veneto è così tanto ferita? Assolutamente sì, la situazione è devastante e noi ce ne siamo resi conto lunedì sera che stava accadendo qualcosa di molto grave, abbiamo rinforzato la protezione civile mandando le autocolonne provenienti anche da altre regioni, l'esercito, però oggettivamente anche loro si sono dovuti fermare perché la viabilità è totalmente compromessa, ci sono problemi, non hanno l'acqua, non hanno la luce, non hanno il collegamento telefonico, la situazione è veramente complessa. Ieri non potevano volare gli elicotteri, io li ho messi a disposizione fin dalle prime ore, però non potevano decollare. Questa mattina sì, quindi i nostri 3 elicotteri stanno facendo la spola, sono gestiti dal dottor Fabio Darè della regione e quindi siamo a totale disposizione. Ho appena parlato con l'ANA per mandare altri volontari sempre nella zona alta della nostra provincia e quindi si continua a lavorare in maniera indefessa. Manca luce, manca telefono, manca tutto. Ecco, adesso come si procede? Ad esempio l'Enel Terna riuscirà a ripristinare la corrente? Ci sono grossi problemi, però stanno lavorando, basti pensare che da ieri sera dove risultavano ancora scollegate 73.000
30.000 utenze in provincia di Belluno, questa mattina sono 47.000, quindi si sta facendo tutto il possibile e direi a volte anche l'impossibile per cercare di andare incontro alla popolazione che è assolutamente provata. Io ho visto delle situazioni veramente complesse nella parte alta della provincia. Il Presidente diceva che a un certo punto vi siete trovati, avete fatto una fotografia con il comignolo di una casa, perché della casa era rimasto solo il comignolo. Sì, totalmente travolta da una frana, abbiamo centinaia di dissesti idrogeologici, la strada Gordina che è franata in più punti sul Cordevole, addirittura il Cordevole a Ponte Massa ha fatto franare un intero edificio che non esiste più, c'è una voragine. Io ero in sala operativa a Marghera, come lo sono senza interruzione fin da giovedì, ero lì perché c'era l'incendio a Taibon, quindi località già provate dall'incendio che c'è stato la settimana scorsa. Improvvisamente la portata del Cordevole si è azzerata, ma si è azzerata perché è stato travolto anche lo strumento e poi abbiamo scoperto che era crollato un edificio dentro nel Cordevole. Quindi insomma una situazione davvero drammatica. I prossimi giorni minacciano pioggia nuovamente, dobbiamo preoccuparci nuovamente? La pioggia di per sé che è prevista per domani è poca, 70 mm circa, però c'è un problema. Contro i 700, giusto? Sì, ma c'è un problema, perché questo vuol dire che se c'è pioggia ci saranno nuvole, quindi gli elicotteri non volano. La viabilità sarà molto difficile ripristinarla in queste ore in alcune località e stiamo parlando di un territorio che è stato non provato di più dai fenomeni meteo dei giorni scorsi. Se uno va in Agordino vede decine, centinaia di migliaia di alberi sradicati pronti a cadere dentro nei corsi d'acqua, a intasarli, e quindi anche poca pioggia ci preoccupa. Sì, dall'ultimo appello è per i curiosi, ci avviciniamo a un fine settimana con il ponte del 1° novembre, magari qualcuno dice vado a fare una gita a vedere cosa è successo. Ma guardate, meglio non andare ovviamente. Guardate, io lo dico dal primo momento, quando noi avevamo le previsioni meteo, io ho detto attenzione che il Veneto sta per essere investito da un'ondata di maltempo gravissima e pericolosissima. State lontano dai corsi d'acqua, mettetevi in macchina solo se avete la necessità proprio obbligatoria di spostarvi, non sostate sui ponti e adesso dico, le operazioni di soccorso sono già di per sé complicate e cerchiamo di non complicarle ulteriormente, quindi io mi rendo conto che tutti vogliono andare a fare le foto, però credetemi non è possibile perché la situazione è molto molto complessa. Casomai il turismo lo facciamo quest'estate per sostenere queste zone adesso colpite. Ma speriamo di farlo quest'inverno, stiamo cercando di fare il possibile per partire con la stagione invernale. Io spero, mi auguro, è la mia provincia, vederla così devastata è una cosa veramente, credetemi, che mi lascia senza parole. Noi stiamo cercando di fare il possibile e l'impossibile per ripristinare tutto per la partenza della stagione invernale, è troppo importante. Se non parte la stagione invernale questa provincia verrebbe veramente messa in ginocchio ulteriormente da questo secondo cataclisma che sarebbe la mancata, come dire, il mancato indotto da tutto il turismo. Se hai domande da studio, Marta, se non restituisco la linea. Volevamo con l'assessore se era possibile fare un focus dalla montagna anche alla pianura, perché quella di ieri è stata una giornata segnata dalla grande paura sulle sponde del Piave. Fortunatamente il livello del Piave nelle ultime ore, in tutta la notte, è sceso, l'emergenza però non è terminata. Poco fa abbiamo visto il bollettino della Protezione Civile che dice insomma sostanzialmente che non possiamo permetterci di abbassare la guardia, in particolare Livenza e il Meduna sono ancora in crescita. Quali sono quindi gli ultimi aggiornamenti su queste situazioni? Il Meduna non è più in crescita secondo i nostri strumenti, dipende dove è in crescita, però l'ondata di piena del Meduna e del Livenza, così come quella del Tagliamento e del Brenta e del Bacchiglione che avevamo monitorato, ci davano meno preoccupazioni rispetto a quella dell'Adige che abbiamo gestito al limite utilizzando il canale scolmatore Adige-Garda. E ringrazio i colleghi della Lombardia e del Trentino perché quando abbiamo dovuto decidere quando aprirlo sono decisioni che non sono poi così facili, perché è facile il giorno dopo poi fare le denunce, però quando ci si trova in sala operativa dopo magari 4 giorni che non si dorme, prendere queste decisioni è complesso, così come la piena del Piave.
quando io ho visto che su bus che erano passati 2600 metri cubi di acqua, se anche avessi voluto dormire e potuto dormire non avrei dormito di sicuro. Quindi l'attenzione è massima, avevamo dislocato i volontari, monitoraggio continuo degli argini, invitato la popolazione attraverso i prefetti di invitare la popolazione a stare ai piani superiori. Abbiamo gestito questa emergenza fra l'altro per la prima volta con la nuova legge della protezione civile che dice che la regione deve coordinarsi con il prefetto. In questo caso dovevamo coordinarci con 7 prefetti e vi assicuro il Presidente mi ha delegato a farlo, ma non è stata una cosa assolutamente facile. Comunque dobbiamo tenerci preoccupati per questi corsi d'acqua. No, ormai l'ondata di piena è passata, quindi la massima preoccupazione è scemata. Abbiamo tuttora problemi su Rovigo per la piena dell'Adige che sta creando problemi sull'acqua potabile. Sono già state inviate le autobotti, le autocisterne e i tecnici stanno cercando di verificare come poter fare per il filtraggio dell'acqua, però la parte grossa insomma è l'Agordino. Quindi problema acqua potabile nel Rodigino e problema nel Bellunese assolutamente devastato. Per quanto riguarda le piene dei fiumi invece il massimo dell'allerta è passato. Anche per quanto riguarda il Po, visto che noi abbiamo un pezzo di Po, di solito è quello che poi riceve tutta l'acqua. Sì, però il Po aveva meno problemi perché nella parte occidentale d'Italia, soprattutto in Piemonte, ha piovuto molto meno che da noi. Hai altre domande da studio? Lucio, è tutto. Naturalmente se l'assessore Bottacin potrà continuare a tenerci aggiornati ed informati sull'andamento della situazione, in particolare nel Bellunese che abbiamo sentito è quello che sta riscontrando in queste ore le maggiori criticità nelle prossime edizioni naturalmente dei nostri telegiornali. Grazie quindi a Lucio Zanato e al governatore Zaia, all'assessore Bottacin per questi aggiornamenti. Noi continuiamo con altri dati che ci sono arrivati sempre dalla Protezione Civile del Veneto. Il dirigente Nicola Dall'Acqua ha fatto un focus per quanto riguarda i blackout. Sentivamo, uno dei problemi è anche proprio questo che ha colpito il Bellunese ma anche tutta la fascia pedemontana della provincia di Treviso. Sono ancora da riattivare 60.000 utenze per l'energia elettrica, 40.000 sono state attivate. In molti comuni del Bellunese, ne accennavano appunto dal collegamento, manca ancora l'acqua potabile sia per l'assenza di energia sia per i crolli delle frane che hanno interrotto le condotte. Risultano poi ancora 4 escursionisti bloccati, fortunatamente stanno bene, sono in un rifugio ma al momento il luogo è ancora irraggiungibile. Non si tratta, comunque lo ripetiamo, di dispersi. Ovviamente i soccorritori stanno sfruttando al massimo queste ore di sole, quindi questa finestra temporale del meteo di oggi con sole e niente pioggia, per mettere in sicurezza tutte le zone a rischio e per prepararsi a eventuali emergenze che si potrebbero verificare, speriamo naturalmente di no, da domani, quando è prevista ancora pioggia. Torniamo a parlare del Piave, quindi quella di ieri è stata una lunghissima giornata con il fiato sospeso per i livelli del Piave su tutti i comuni del Trevigiano e del Veneziano interessati dal passaggio del fiume Sacro alla Patria. Fortunatamente non ci sono state esondazioni dopo essere passata l'ondata di piena nella serata e nella notte. Il livello del fiume è sceso e infatti a tarda notte, dopo 15 ore di chiusura, è rientrata anche l'emergenza al ponte di Piave, che è stato riaperto al traffico. Abbiamo anche le immagini, se la regia le può mandare in onda, perché l'acqua del fiume, che proprio ieri aveva fatto temere il peggio, arrivando ad una decina di centimetri dalla tracimazione, costringendo prima la chiusura del ponte ferroviario, poi di quello stradale, finalmente sta calando. La Golena, comunque, è proprio quella che state vedendo in questo momento, continua a
rimanere allagata. L'assenza di vento sta comunque consentendo al mare di ricevere finalmente l'acqua che nella giornata di ieri appunto aveva impensierito tutti i comuni dell'Asta del Piave, da Susegana a Zenson. E proprio a San Biagio, a Salgareda e Zenson di Piave, oltre a tutti i comuni veneziani dell'asta appunto del Piave, le scuole continuano a rimanere chiuse anche oggi. La tendenza comunque è quella di ritornare alla normalità lentamente anche in questi territori che hanno vissuto pesantemente le conseguenze della piena, con centinaia di famiglie sfollate dalle aree golenali, molte delle quali si sono decise ad andarsene solo quando davvero il rischio era concreto e l'acqua raggiungeva il primo piano, come vi abbiamo testimoniato appunto ieri nel corso dei nostri collegamenti. Ecco, mi dicono che abbiamo un nuovo collegamento in diretta da Belluno con il nostro Lucio Zanato. Ecco, lo vediamo, lo vedo nel monitor, con il prefetto di Belluno. Lucio, a te la linea. Sì, sono con il prefetto di Belluno. Prefetto, ripetiamo un po' di cose e soprattutto diamo l'informazione alla popolazione. Abbiamo in questo momento una fortissima emergenza sul territorio, ci sono ancora frazioni isolate, abbiamo chiaramente 3 punti della provincia che sono quelli maggiormente colpiti: il Comelico, l'Agordino e il Feltrino. Su queste zone stiamo intervenendo su 2 versanti prioritari. Il primo è il ripristino della viabilità, il secondo è quello del ripristino dei servizi, energia elettrica, acqua e telecomunicazioni. Ecco, che tempi ci sono? Perché la gente è senza acqua, senza telefono. Allora, per quanto riguarda l'energia elettrica, avremo da parte di Terna e Enel un intervento massiccio sul territorio, sia per ripristinare le linee di alta e media tensione, sia per delle misure tampone che consisteranno nell'installazione di 300 generatori di energia elettrica che saranno collocati in tutti i paesi dove manca appunto la corrente. 24, 36, 48 ore comincerà a tornare la corrente? Per i generatori entro domani saranno installati tutti. Per quanto riguarda l'energia elettrica siamo già scesi da 113.000 utenze che erano fuori servizio a 43.000. Questo zoccolo duro è quello che riguarda l'alta tensione, per cui ci vorrà ancora qualche giorno per ripristinare totalmente il servizio di energia elettrica. Questo significa che le aziende rimarranno chiuse? Questo significa che le aziende avranno certamente, insieme agli altri punti e obiettivi sensibili, la priorità nella graduazione degli interventi. Poi è chiaro che Terna ed Enel hanno ricevuto da noi tutte le indicazioni su come governare l'azione di ripristino e cercheremo gradualmente di intervenire su tutto il territorio provinciale e su tutti gli obiettivi. Ecco, poi ci sono i telefoni, perché ci sono problemi di comunicazione che sono fondamentali in questi momenti di difficoltà. Allora, dove c'era un totale isolamento abbiamo installato ponti radio per ripristinare almeno una forma di comunicazione, perché noi siamo stati per diverse ore senza poter comunicare neppure con i sindaci di quei territori. Poi con gli enti gestori di telefonia abbiamo individuato anche lì un piano di priorità e in giornata già saranno ripristinati diversi servizi di telefonia fissa, un po' più a rilento la telefonia mobile, ma anche il servizio internet. In ogni caso le due cose camminano in parallelo, perché in tantissimi casi il servizio di telefonia e il ripristino del servizio è condizionato al ripristino dell'energia elettrica. Allo stesso modo anche per l'erogazione dell'acqua, per la quale abbiamo interruzione di servizio con casi di totale rottura delle
condutture e lì sarà più complicato intervenire perché chiaramente bisogna ripristinare tutto e la rete. E invece abbiamo quei casi di blocco dell'erogazione che è dovuto semplicemente alla mancanza dell'energia elettrica, perché le pompe idrauliche funzionano a energia elettrica. In questo caso chiaramente più velocemente recupereremo il servizio di energia elettrica e più velocemente recupereremo anche sul versante dell'erogazione dell'acqua. Sì, per ultimo, è vero che mancano notizie di alcuni cittadini? No, abbiamo avuto nelle ultime ore abbiamo stabilito il contatto con alcuni cittadini a Fedaia che erano rimasti isolati e stiamo cercando di raggiungere tutte le aree del territorio provinciale che ancora non sono raggiungibili percorrendo le strade con gli elicotteri. Questo è essenziale perché in questo modo riusciremo anche a capire quali sono le esigenze e quali sono ovviamente le risorse da inviare in quelle zone. Naturalmente però ci sono risorse che possono essere mobilitate soltanto quando sarà ripristinata interamente e completamente la viabilità. Comunque non manca nessuno, questa è la cosa più importante. No, questo assolutamente no, purtroppo voi sapete abbiamo avuto anche 2 morti sul territorio, questo ci ha rammaricato tantissimo perché alle loro famiglie va il nostro cordoglio, perché chiaramente noi siamo intervenuti con ampio margine proprio per prevenire queste esposizioni a rischio, sospendendo l'attività scolastica, sospendendo l'attività degli uffici pubblici che non erano impegnati nei soccorsi di emergenza. Quindi da questo punto di vista davvero l'impegno è stato massimo, ma è stato massimo su tutti ed è massimo su tutti i versanti. Consideriamo che abbiamo 800 volontari da fuori regione più l'esercito, oltre tutte le risorse che erano già impegnate sul territorio e che comunque sono tantissime. Il problema è comunque ripristinare tutti i collegamenti e raggiungere tutto il territorio inviando lì dove c'è bisogno le risorse più importanti. Marta, se hai domande da studio? Grazie Lucio, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi continueremo ad aggiornarvi sulla situazione del maltempo, andremo nel veneziano e nel padovano, a tra poco. Nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali dedicata ancora a questa ondata di maltempo che ha flagellato la nostra regione. Abbiamo visto gli aggiornamenti proprio da Belluno, dove si è conclusa da pochissimo la conferenza stampa del governatore Zaia con l'assessore alla protezione civile Bottaccini, il prefetto di Belluno, proprio perché Belluno è stata l'area ed è tuttora l'area che ha subito le più pesanti conseguenze di questa eccezionale ondata di maltempo. Vediamo invece nel prossimo servizio la situazione in provincia di Padova. Sembra ormai veramente conclusa l'emergenza maltempo in provincia di Padova. Ora è il momento di fare la conta dei danni e di attendere l'ultimo passaggio della piena del Brenta a Codevigo, che avverrà in giornata, prima di tirare definitivamente un sospiro di sollievo. Maltempo che ha lasciato dietro di sé un morto, non dimentichiamolo, Sandro Pompolani, padovano di Volta Barozzo, schiacciato da un albero caduto a Feltre sulla sua auto, e disagi per alcuni comuni della Bassa vicino all'Adige rimasti senza acqua potabile, e poi gli sfollati di alcuni comuni dell'Alta Padovana lambiti dal Brenta, che non hanno chiuso occhio in attesa del passaggio di una piena rimasta a lungo a livelli di massima allerta. La gestione delle acque di Bacchiglione e Brenta da parte del Genio Civile invece ha consentito che nessuna abitazione abbia riportato danni gravi, nemmeno quelle della Paltana, l'area abitata nella golena del Bassanello che sembrava destinata ad andare sott'acqua.
Ecco, ed ora andiamo a Venezia. Venezia ve l'abbiamo riferito nel corso delle lunghe dirette dedicate al maltempo, ha avuto dei danni grossissimi a causa delle eccezionali maree. In particolare la Basilica di San Marco ha riportato dei danni sia per quanto riguarda le pavimentazioni sia per quanto riguarda gli antichi mosaici. La Basilica comunque, questo l'ha comunicato proprio pochi istanti fa, la Diocesi di Venezia è stata riaperta regolarmente, ripulita dai liquami e già oggi i turisti possono visitarla e intanto dal punto di vista religioso ci si prepara anche alle celebrazioni dei santi e dei morti del 1° e del 2 di novembre. Sempre secondo la Diocesi ci vorrà naturalmente qualche tempo per valutare nel dettaglio quelli che sono i danni che sono stati provocati dall'acqua alta, perché i mattoni sui quali è costruita la basilica e su cui poggiano le pietre, una volta imbevuti d'acqua si indeboliscono, prima gonfiandosi e poi ritornando alla naturale dimensione, quindi soltanto in quel momento si riusciranno a capire con esattezza i danni. Restiamo nel veneziano perché poco fa il sindaco Brugnaro ha fatto il punto della situazione convocando la stampa. Ci colleghiamo quindi al telefono con Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno da Venezia, dove è appena terminato l'incontro del sindaco Luigi Brugnaro con la stampa. Un incontro per fare il punto sulla situazione emergenziale dovuta all'acqua alta. In sintesi, ha detto il sindaco, servono 2 miliardi di euro per mettere a norma tutte le opere idrauliche necessarie per tutelare la città, terraferma compresa, da emergenze quali questa dell'acqua alta. Per quanto attiene al Mose, ha detto il Mose deve essere un'opera che va assolutamente continuata e al momento, ricordiamo infatti, il Mose non è ancora attivo in quanto è stato completato soltanto per il 94 circa per cento, quindi non ha stabilito ancora quali le risorse siano necessarie per terminare i lavori del Mose, ma comunque ha detto che non ci vogliono delle risorse equivalenti a quelle per le opere idrauliche. Al momento, ha detto, il governo ci dà dei fondi centellinati, si parla di 100.000 euro che arrivano così una tantum. Io sono pronto, ho già le valigie pronte per andare a Roma a discutere con il governo per le risorse che servono per completare il Mose. Venezia, ha detto infine il sindaco, è un patrimonio da tutelare per tutta l'Italia, quindi è necessario che il governo, lo Stato, si spenda a favore della città storica. Oggi, per quanto attiene insomma sempre l'acqua alta, diciamo una breve tregua per il fenomeno, infatti il centro marea del comune segnala un nuovo picco di marea per domani intorno alle 16:30 con un massimo di 110 cm sul medio mare. Al momento in piazza San Marco non c'è acqua alta, anche se è previsto per il pomeriggio un picco di 90 cm. Ricordiamo, in piazza San Marco c'è stata anche la situazione dei disagi non soltanto per la popolazione, turisti e le abitazioni, ma anche per i danni provocati alla Basilica di San Marco, come ha rivelato il primo procuratore Carlo Alberto Testorin, che ha fatto il punto della situazione con il delegato ai servizi tecnici, l'ingegnere Pierpaolo Campostrini. Insomma, la chiesa d'Oro è stata invasa dall'acqua salmassa nel suo corpo principale, raggiungendo il livello di 90 cm, ritirandosi dopo soltanto 16 ore. Una Basilica di San Marco che in un giorno soltanto è invecchiata di oltre 20 anni, così ha detto il primo procuratore. Per il momento da Venezia è tutto, vi forniremo come sempre maggiori dettagli nel corso dei nostri notiziari. Restituisco la linea allo studio. Grazie Anna Maria, e di questa eccezionale ondata di maltempo e dei danni continueremo a parlare anche questa sera a 20:10. Ospite di Ferdinando Avarino sarà l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Vi lascio ad ore 13, si parlerà di alluvione, di prezzo dell'uva, di tendenze del momento, il tutto riferito al mondo del vino. Grazie per essere stati con noi. Il meteo, buon pomeriggio.
Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata più asciutta, ma qualche pioggia non mancherà. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tornerà ad essere maggiormente stabile il tempo. Sulla nostra regione il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche fenomeno tuttavia non è da escludere sulle province occidentali. Entro la nottata peggiora nuovamente un po' ovunque. Temperature minime tra 6 e 10 gradi. Le massime invece si attesteranno tra i 13 e i 18 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Condizioni di tempo asciutto e stabile con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo infatti sarà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori. Entro la nottata sarà via via più instabile con precipitazioni temporalesche diffuse e anche forti. Temperature minime tra 8 e 11 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 16 e i 19 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto lo scenario, anche sulla nostra regione infatti sarà inizialmente buono con qualche nube sparsa, ma col passare delle ore peggiorerà un po' su tutti i settori con piogge via via più frequenti e localmente anche di forte intensità. Temperature minime intorno ai 9 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 12 e i 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.